Eccola qui. Comincia tiro gliela Lamezia contro Verona. Ricomincia subito col lancio da Foti. Foti è sola. Il tiro di Foti, palo, poi Martinez palla dentro, punto Arakawa. E Oselame ci ha provato a toglierla dalla porta, ma il pallone finisce alle spalle di Gabriele Oselame con il gol di Nanako Arakawa che sblocca il proprio risultato. Anzi, il passaggio è per De Angelis, lo splendido attacco per Ferreira. Cetta De Cao. Ferreira, la palla è sul destro, ma ci prova lo stesso col sinistro e la mette all'angolino alle spalle di Oselame. E c'è il gol dell'ex. Attenzione Foti. Poi arriva Ines. Gol all'esordio della 10 biancoverde. Gran gol sull'attacco prolungato della Lamezia. Allarga ancora sulla sinistra per Arakawa, poi palla tra le linee, Pomposelli si gira e c'è il gol del 3-1 di Arianna Pomposelli. Movimento perfetto, spalle alla porta. Pomposelli palla sul destro, che gol ancora Arianna Pomposelli dalla distanza. Sorpresa qui Oselame. Angelis salta sia De Sarro che Martinez, poi palla per Putov davanti a Oselame e c'è ancora un altro gol per il Verona. Luana Putov, dribbling e conclusione alle spalle di Oselame. Ines, Zandona prova il controbalzo, che gol di Eleonora Zandona. Può ripartire, palla per Putov, salta Oselame, Foti interviene e c'è il contropiede, De Sarro, Foti davanti al portiere, la risposta, poi De Sarro ancora una volta, Maretti, De Angelis contro Dani Alves, De Angelis anticipa Oselame e c'è il gol del 7-1. Arbitro Maretti, palla dentro, Ficeto, c'è il gol sul contropiede di Federico Ficeto. De Sarro intercetta questo pallone, De Sarro, c'è il tiro di De Sarro che rende meno umano questo risultato. E porta a 2 le reti della Royal. Ines che interviene correttamente. Ines, palla per Foti, poi dopo Amaral, il palo colpito, ma qui c'era sicuramente calcio di rigore. Correia, De Sarro, tiro e palo colpito. Piaciolo stava per fare l'Eurogol. C'è Martinez dall'altro lato, Giovanna va a chiudersi, poi il sinistro, Martinez, palla per Ines, Giovanna, Tomaral segna il terzo gol per la Royal. Verona passa contro il Lamezia per 8-3.